voglio dire che mi sto cagando sotto e dire poco. Anche se ciao, benvenuti e bentornati sul canale Super Alan. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi la reaction delle reaction. Oggi Cagliari-Napoli, la partita che potrebbe dare veramente una sterzata decisiva a questo campionato. Inter e Milan hanno perso punti, adesso sta solo nelle nostre mani. Vai. Se ci caghiamo sotto e mega ce lo a mezzo, se cacciamo e pal possiamo vincere questa partita. Prima di cominciare, voglio vi invito a lasciare sempre tanti bei like qui sotto, così da supportare i miei contenuti. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così da non perdervi niente in anteprima. Waiu, siete tanti che non siete iscritti, ma non si paga niente, è gratuito, iscriviti. Ti sei iscritto? Grazie. Adesso levo la felpa del Manchester, metto la maglia del Napoli, appendo il solito quadro maradoniano alle mie spalle e forza Napoli sempre. La maglietta di Petagna non può mai mancare. A posto, Wagyu, ci siamo. Formazione del Napoli, Wagyu con Ospina, Rachmani, Koulibaly, Juan Jesus, centrocampo a 4 inedito con Di Lorenzo, Demme, Zielinski, Mario Rui, Elmas, Mertens alle spalle di Petagnone. La difesa a 3 mi puzzano poco, ma mi fido del mister, mi fido del mister. Dai ragazzi. Dai, 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 dai. Deviata Maron, che la palla in merda. Bravo, bravo Petagna, devi aggredire, bravo. E ti appiglieva all'uno, bravo. Ecco qua, Elmas, una palla in merda. Una palla di merda, Elmas. Una palla di merda, Elmas. Ma fa stozzare, Wagyu. Ma che fatillo. Ma che pallone in merda su, Wagyu, chi sti qua. Aiutatemi. Bella, Zielu. Ma chi ce la metti? Stanno in sciù. Ma no, Di Lorenzo, per quando? Ma no! Cragno capigliato con quelli del cragno. No, ti prego, Giove. Madonna, grazie Di Lorenzo. Oh, è fallo. Mamma mia, mamma mia. Ma che cazzo fa? Ma che cazzo ha fatto Ospina? Ospina! Ma che sto era fa Ospina? Ospina! Ma che deve avuto? Ma che cazzo fai, Koulibaly? Che cazzo fai, Koulibaly? Ma è incredibile, guarda, ma se mai fanno un rinviechista? No, ma non lo so, guarda, veramente non lo so. E guarda se aprono in me i giochi che hanno che rete. Pare che facciamo apposta. Noi sembra che lo facciamo apposta. No, non ce la fa Di Lorenzo, guarda, è una cosa incredibile, guarda, è una cosa veramente impossibile. Ma che cazzo tenim un gol? Ma che tenim un gol? Cosa abbiamo? E se fa male chi? E se fa male chi là? Se fa male chi là ancora? Se fa male chi là ancora? Ma che tenim? No, non ce la facciamo proprio a fare un'azione, non ce la facciamo proprio a fare un'azione stasera. Ma un'azione buona! Una facim! Ma no, che... No, ti prego, mamma mia, grazie Gio Pedro, mi salvate, grazie. Grazie, ci graziate Gio Pedro, grazie, Maro. Perché Mario Rui fai questa stronzata di tacco e la palla te la porti fuori? Perché? A 90 metri dalla porta, che tu mi butti il difensore loro a terra. Che senso mi trovi? Mario Rui! Ma no, per quando? C'è mezz'ora per fare i tiri, mezz'ora. Ma ci vogliamo sbrigare o no? Ci vogliamo muovere o no? Mario Rui, abbastanza centrale, sa da ricevere pure questo. Allora, ultima, che ne fai cazzo tu? Lì sta mano, cragno. Vai, Petagna. Tira. Ma tira basso, Mertens, tira più basso. Era un rigore. No, questa è stata deviata, ma buono. Scusami, Mertens, scusami, non l'era vista in diretta. Scusami. Ciro. Fine primo tempo, molto meglio il Cagliari, il Napoli non mi sta piacendo per niente, c'è qualcosa da cambiare sicuramente e una di queste secondo me è il modulo, sta difesa a 3, questo centrocampo a 4 inedito mi sta piacendo proprio, speriamo nel secondo tempo. Voglio cominciare adesso il secondo tempo. Speriamo bene. Mamma mia, siamo stati graziati, Wagyu. Siamo stati graziati, chi sta sbagliando un rigore in movimento. Sembriamo noi il Cagliari, non ci posso pensare.
Ti posso pensare! No. Che gol è questo, Spina? Io voglio mai a fanculia! No, non ci voglio credere! Non ci voglio credere che gol abbiamo subito! Che gol abbiamo subito, non ci voglio credere! Che gol abbiamo subito! Non ci voglio credere, ma rovoli miei! Così dove vogliamo andare? Ma dai, dove vogliamo andare così? Non ci voglio credere! Non ci voglio credere! Va bene, va bene. Va bene così, va bene così. Va bene così. Ci voglio credere, guarda la Spina, visto il farfallo, capisci? Io veramente, io non so c'è Spina, ha fatto due parate clamorose e proprio una stronzata di parate ci ha fatto anche al popolino. Sì! Andiamo! Osimhen! Almeno un gol! Dai! E che ci serve Osimhen per battere un Cagliari? E dai! No, la tua calcio tanto. Ma perché non lo battiamo bene, ragazzi? Ci mancano 30 secondi, non sto scendendo male, ma no. Ma lo metto a buono mio. Calcio d'angolo! Finito! No, non ci voglio credere, voglio che delusione, ma perché sempre questo, perché facciamo sempre questo, voglio delusissimo proprio, voglio. Cioè, che la gente mi fa la domanda, lo scudetto, non lo scudetto, ma io unico Cagliari a mai vincere, lo sapete come? A occhi chiusi, in questa partita la chiudere, prima ancora che comincia questa partita. No, ma noi perché non abbiamo i titolari? E che ti servono i titolari? Ma io servono i titolari per battere il Cagliari, ma per piacere, servono i titolari per battere il Cagliari per sperare di vincere lo scudetto. Mi dispiace, 1-1, un punto e sta mangiando pure un cuofo nei gol il Cagliari. Proprio deluso, amareggiato. O saranno i minuti proprio conclusivi della partita che mi hanno piato così e quindi mi sto dicendo pure questo. Non lo so, farò storie su Instagram, poi, momento è così, deluso, dovevi vincere assolutamente questa partita per dare proprio un segnale qual è stato? In due partite ho detto voglio le risposte dal Napoli contro Inter e contro Cagliari, guardate le partite che hanno fatto 1-1, partite proprio inutili, meno male che mi ha parlato o danno là, sempre forza Napoli. Ciao, ci vediamo al prossimo video. Anche se perdi io parecchio, perché sono troppo innamorato, sì, io di te.